Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay. Oggi ci troviamo all'interno di Chivalry Medieval Warfare, un gioco molto particolare, nuovo sul canale. Il gioco invece è uscito un paio di anni fa. Ho sempre voluto farvi vedere un po' questo gioco, qualche partita, visto che adesso un po' ho terminato la serie di SimCity e sto aspettando un po' qualche commento in più, visto che l'ultimo video di SimCity sulla seconda parte delle mappe dei giocatori ha ricevuto solo 900.000 visualizzazioni. Voglio dare modo a tutti di vederlo e di commentare per capire un po' quale serie nuova fare, perché veramente portare una nuova serie su SimCity sarebbe un pochettino, non so, noioso. Ho fatto già due serie una dietro l'altra, quindi magari possiamo provare qualche cosa di nuovo. Fatemi sapere voi. Comunque, in questo lasso di tempo volevo un po' fare una partita a Chivalry. Questa mattina mi andava appunto di fare una partita. Ho detto, ma perché non farla vedere anche a voi? E quindi siamo qui. Ve lo dico, non sono proprio un granché su questo gioco, sono abbastanza scarso. Però lo stesso voglio farvi vedere questo gioco per tutti coloro che non lo conoscessero. È un gioco che si basa principalmente sul combattimento medievale, obiettivi di squadra, cattura la bandiera no, ma obiettivi di squadra, deathmatch a squadre, duelli, sopravvivenza a squadre. Io so giocare quasi esclusivamente l'arciere, però purtroppo non posso sceglierlo perché ce ne sono già 4. Quindi provo qualche altra classe, come per esempio questa. Ho sbloccato parecchie armi perché questo gioco l'ho giocato tantissimo tempo fa. Mettiamo per esempio il falcione, la sciabola e i coltelli. No, perfetto, lo scudo scapezzato che ci può dare un'ottima protezione. Il soldato, questo che stiamo per provare, è molto veloce, ma a sua volta anche molto debole a livello di armatura. Quindi dobbiamo schivare eventuali attacchi. Attenzione. Allora, eccoci in partita. Come si faceva a schivare gli attacchi? Non mi ricordo, mi pare così. Vediamo un po'. No, mi pare con F. No, non mi ricordo il tasto per... No, questo è l'urlo da battaglia, ma non mi ricordo come schivare. Va bene, possiamo provare solo con lo scudo a difenderci. Ok, allora avanziamo ragazzi, attenzione. Noi siamo i blu, dobbiamo combattere i rossi. L'obiettivo è fermare la carovana. Vediamo quello che riusciamo a fare. Con F diamo... Eccoci. Eccoli che arrivano. Lì c'è un arciere nemico, vediamo se posso puntarlo. Ne sta arrivando uno. Vieni qua. Perfetto ragazzi, l'abbiamo fatto fuori. Chi c'è qua? Altro arciere. Abbiamo un soldato davanti. Ah, boom. Beccato. Ferito ragazzi. Continuiamo così. Attenzione, ha capito che è meglio andare. L'ho ucciso. 2 uccisioni. Mi meraviglio di me. Attenzione. Ok, vediamo un po'. Abbiamo pulito la spada. Vediamo. Ecco. Oh, ehi là. Attenzione. Eh sì, F1. Mi tolgo di qua ragazzi perché altrimenti mi ammazzano. Eh sì, abbiamo conquistato il nuovo punto. Vediamo chi c'è qua dietro. Questo deve essere un nemico. L'abbiamo ucciso, benissimo. Abbiamo fatto un assist. Continuiamo così, la barricata la stiamo distruggendo. Piano piano. Io continuo ragazzi sulla destra perché ci dovrebbero essere arcieri appostati. Cerco di eliminarli perché danno fastidio. Eccolo qua. Mi sa che ci ha visto. Speriamo di non essere beccati. Vieni qua. Che c'è? Ehi là! Gioco di squadra, attenzione. Altro arciere. Vediamo un po' quello che vuole fare. Fermo. Ecco qua, ci ha mancato. No, qua non possiamo salire che c'è lo spuntone. Perfetto. Eccolo là, l'abbiamo ucciso. È importante ragazzi rastrellare sulla destra e sulla sinistra perché tutti gli... Chi è qua? Chi è che piange? Tutti gli arcieri si mettono sulla destra. Oh, non sono riuscito a tirare lo scudo in tempo. Mamma mia, ci ha ferito in maniera bruttissima. Andiamo, meno male. Oh, andiamo via. Mamma mia, le frecce ci passano dietro le orecchie. Vediamo di andare via di qua. Vediamo di recuperare un po' di vita. La barricata la stiamo bruciando. La vita mi sembra che si ricarichi quando stiamo fermi, infatti. Stiamo un attimino fermi per recuperare anche la visuale. Eh sì. Ok, procediamo. Quelli sulla sinistra sono avversari, credo. Sì, attenzione, guardate a questo. Eccolo. Mamma mia. Siamo nella mischia. Meno male siamo riusciti a uscire. Perfetto. Andiamo di ricaricare un po'.
Andiamo avanti. Almeno per recuperare, diciamo, la salute minima. Perfetto. Saliamo di qua, ragazzi. Vediamo se c'è qualcuno. Io non è che voglio entrare nella mischia, perché non è che ho tanta armatura. Qua non c'è nessuno. Fermiamoci ancora un po'. Vediamo di recuperare un po' la vita. Ecco fatto. Qua chi c'è? E come facciamo a bruciare la barricata? Vediamo. Ah, forse così. Ah, sì. Perfetto. Andiamo ragazzi. Urliamo. Carica, perfetto. Siamo riusciti a ottenere anche la postazione di sinistra. Adesso l'obiettivo sarà quello di conquistare il fortino. Dobbiamo stare attenti agli arcieri che sono posizionati tutti sulle mura, probabilmente. Vediamo un po'. Avanti. Meno male che abbiamo le scale messe. Non abbiamo proprio vita. Vediamo di uscire. Chi c'è qua? Entriamo. Vediamo se possiamo andare agli obiettivi principali. Oh. Via. Abbiamo dietro a qualcuno. Corriamo. Che dobbiamo fare lì? Dobbiamo liberare qualcuno? Cos'è questo? Cosa dobbiamo fare? Oh. Mamma mia. Ah, sono i comandanti questi. Dobbiamo ucciderli. Attenzione. Ah, ferito. Ne sono 2, 3. No, me ne vado. Siamo più veloci di loro però. Andiamo qua dentro. No, ci hanno beccato. Ma erano 4. Potevamo far nulla. Va bene. Possiamo fare l'arciere? Sì. No. Ah, peccato. Sì, io gioco ancora il soldato, quello con cui mi trovo meglio. Abbiamo fatto anche 2 uccisioni. Vai. Ok, procediamo. Abbiamo accanto parecchi uomini. Ecco. Chi è questo? Questo è un avversario, guardate un po'. Con l'ascia, tipo Gimli, messo sulle mura, che si mette a combattere per buttarci giù. Ferito. È bello tosto però, Aia, wow. No, ci hanno ucciso con una freccia. Però avete visto quanto ci ha tolto a livello di vita. Continuiamo a procedere. Proviamo a entrare di nuovo. Proviamo magari dall'altra parte. Ragazzi, è un gioco questo qui molto... Ah, si possono usare anche i tasti del mouse. Perfetto. È un gioco che è uscito un po' di tempo fa, però è davvero molto carino. Per farsi ogni tanto qualche partitella è fantastico. Proviamo di qua. Oh, attenzione al masso. Mamma mia. Siamo riusciti a schivarlo. C'è qualcuno là che si diverte con la catapulta. Sembra quello di Monkey Island 4. Quello che doveva battere la residenza. Guardate a questo. Questi sono tosti, sì, vabbè. Vabbè, io... va bene, va. Perfetto. Quello col bastone mi vuole ammazzare. Vabbè, ragazzi, siamo sempre 4-5. Io da solo non ce la faccio. Dobbiamo stare un po' con il nostro team. Ok. Andiamo, ragazzi. Cos'è questo? Alright, addirittura. Andiamo. Cos'è questo? Ah, ma sono 2 spade diverse. Questo è il falcione e questa è la sciabola. Ah, vabbè, meglio il falcione, un po'. È un'arma primaria. Dobbiamo salire al piano di sopra per cercare di... Vediamo se possiamo fare qualcosa qua. Saliamo. Che succede qua? Guarda, ancora quello di prima, Proviamo di qua. Sulla destra. Sinistra. Eccoci qua. Dobbiamo salire qui se non sbaglio. Dobbiamo fare qua. Oddio. Sono troppi. Mamma mia, pensavo di poter saltare. Ma no, guardate quanti sono. Sono 10. Mamma mia. Niente, non ho capito cosa fare. Se devo salire, distruggere qualcosa. Però... vediamo se posso giocare l'arciere. 3, benissimo, arciere. Oh, bene. Allora, ragazzi, l'arciere... Ho preso quest'arco. È l'arco ricurvo. È l'arco più piccolo, tipo l'arco, diciamo, degli orchi, del Signore degli Anelli. Guardate un po'. Guardate la nostra freccia, vi immaginate? Riesce a uccidere qualcuno? Vabbè. Comunque, mi piace quest'arco perché una... Ehi là.
Perché è uno dei più veloci. Non è che fa tanto danno, però per uccidere un uomo bisogna colpirlo 4 volte, 3 volte. Quindi... Però tentiamo più noi sugli assist che su qualche altra cosa. Su uccidere ovviamente singolarmente. Attenzione. Infatti l'abbiamo colpito, avete visto? Continuiamo così. Offriamo colpito, avete visto? Però non muoiono. Dobbiamo dargli un bel po' di colpi prima di ucciderli. Eccolo. Vediamo un po'. Chi è? Ovviamente quelli che ci prendono da dietro non abbiamo scampo, perché l'arciere non ha completamente, diciamo, armatura, e quelli che ci prendono da dietro ci fanno a pezzi, quindi dobbiamo cercare anche di stare un po'. Ah, attenzione, qua c'è la catapulta. Possiamo provarla. Vediamo un po'. Eccola. Come si fa? Vediamo. Ecco, se io per esempio voglio alzarla. Ecco. Voglio inclinare l'angolo di tiro. Ah, ecco. Vediamo un po'. Ho ucciso un alleato. Ma dai. Vabbè, ma non vedo da dove posso. Ecco, proviamo di là. Boom. No, niente, mi sa che devo tirare un po' di più. Mi sa che facciamo più danni che altro con sta cosa. Come si inclina? Boh, vabbè, proviamo di là. Vai. Lasciamola perdere perché non fa per noi. Qualcuno ha ucciso? No. Vai. Intanto là c'è qualcuno. Quest'arco non ha neanche tanta portata. È un arco proprio brevi distanze. E poi in questo gioco è molto difficile tirare con l'arco, Ecco, l'ho preso, ma non è morto. Ok, morto. Adesso possiamo dare una mano a questo tizio. Perfetto. Andiamo qua sopra. Poi là, attenzione, arriva la palla. Attenzione, quell'arciere maledetto ci ha puntato. Maledetto. Ci ha puntato, ragazzi. Chi la spunterà? Noi o lui? Ci ha mancato. Eccolo. No, avete visto? Gli è passata proprio sopra la testa. Vieni qua. Lotta tra archi. Arco contro balestra. Chi vincerà? L'hanno ammazzato la spada. La spada. Via. Qua c'è qualcuno. Lo scudo. Niente. Ancora, ragazzi. C'è quello di prima. Niente. Oh, l'abbiamo preso, mamma mia. Però l'arco è molto più scarso della balestra. Ci servono almeno 3 colpi per ammazzarlo. Ecco, la nostra catapulta. Abbiamo colpito uno. Vieni qua, bello. Che sei in una posizione proprio... eccoli che arrivano. L'abbiamo ferito, amico mio, ti aiuto io. No. Bene. Stiamo finendo i colpi però, Chi è questo? Ehi, stai attento. Ok, ragazzi. Quanti colpi? 4 frecce, poi abbiamo finito? Ah, bene. Beccato. Oh, attenzione. Guardate a quello. Beccato. Vedete, ragazzi, quest'arco, una freccia di solito dovrebbe ammazzare, però è un arco ricurvo e non riusciamo a tenderlo un granché, quindi non ha neanche una grande portata. No, per quanto l'ho mancato, ecco. Ecco, abbiamo finito le frecce. Andiamo con la spada. Vediamo se riusciamo a trovare un po' di proiettili. Vediamo cosa c'è. Eccoli là i proiettili. Proiettili, per modo di dire. Eccoli là. Dai. Ecco qua, 35 frecce. Beccato. Oh, lo scudo. Oh.
Vieni qua, forza, vieni qua, bello. Mi vuoi prendere? Mi vuoi prendere? Dai, vieni qua. Ti allontani? Facciamo arco contro giavellotto? Ah, benissimo ragazzi, abbiamo ammazzato. Ottimo. Ragazzi, sono sorpreso perché me la sto cavando molto molto meglio di quello che pensavo. Oh, un altro. Ma io non lo so che mi è preso oggi. Attenzione, guardate quell'altro. Attenzione, qua c'è. Oh, l'ho preso. Infatti gli ho tolto metà vita. Però ragazzi, abbiamo altri 5 minuti per conquistare la torre. Poi finire. Ah, però è a metà. Forse ce la faremo. È bellino questo gioco, vedete. Abbiamo anche fatto 5 uccisioni, 10 morti, 11 assist. Quindi bene. Proviamo un tiro così all'angolo, angolo diciamo 75 gradi. Dai. Da questo. No. Eccolo. No, ancora. Eccolo qua. No. Chi è questo? Allora ragazzi, procediamo. Niente, attenzione, ci tirano anche le pietrate da lassù. Vediamo la nostra spada. Attenzione, forza. Ferito. Attenzione che c'è quell'arciere maledetto messo là. Ce l'ha con noi. Dove sei? Dove sei? Meglio fermarci un po', ragazzi. Fermiamoci qualche attimo. Recuperiamo un po'. Guarda quello, guarda questo, guarda questo. No, come ho fatto a mancarlo? No. Vabbè, me lo aspettavo perché mi ero girato. Però ragazzi, questo è un po' il gioco. Finiamo qui il gameplay. Vediamo un po'. Facciamo anzi l'ultima vita. Volevo farvelo appunto vedere. Questa mattina mi andava un po' di fare una partitella a questo gioco, tanto così per mostrarvelo. Non so, vediamo un po' se vi piace oppure no. Procediamo intanto di qua. Vediamo di giocarci l'ultima vita. Bene. Andiamo qua. Eccolo, ecco l'attenzione. Ecco, eccolo. Mamma mia. Vi ha ammazzato, benissimo. Ok. Stiamo conquistando la zona superiore. Vediamo di attendere un po' che la vita si ricarica. Facciamo una cosa ragazzi interessante. Andiamo a prendere la catapulta nemica e a puntarla su di loro. Proviamoci. Purtroppo non abbiamo. Sì, vabbè, ci hanno colpito in movimento. Cioè abbiamo proprio Robin Hood lassù. Vediamo un po'. Era l'ultima vita ragazzi, quindi vediamo un pochettino. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gameplay. È un po' un gameplay così improvvisato, però mi andava di fare questo gioco questa mattina. Ci becchiamo all'interno della prossima avventura ragazzi. Ciao a tutti.